Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti ad Anteprima Corner. In studio l'avete già visto, con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, con Alessandro fra poco parleremo del Catania, ma durante questo spazio ci occuperemo anche delle altre siciliane, parleremo di Palermo per la Serie B, parleremo anche di Trapani e Siracusa. Ma intanto adesso cominciamo subito con il quadro della giornata, la 16ª in Lega Pro per quanto riguarda il girone meridionale, chiaramente il girone C, con i risultati che fino a questo momento sono maturati, in attesa chiaramente anche di vedere il posticipo, come andrà a finire il posticipo di questa sera. Fra poco vedremo la grafica con i risultati. Allora Alessandro, parliamo subito di Catania, un Catania che ha confermato di essere gruppo, di essere una squadra molto solida, perché è andata a giocare sul campo del Picerno con una squadra largamente rimaneggiata, ha dovuto in qualche modo ridisegnare la difesa soprattutto e anche una parte diciamo del reparto offensivo, considerato che mancava Cicerelli per l'infortunio. È un Catania che comunque ha dato l'impressione di una certa solidità, ahimè. Adesso però arriverà un altro scoglio da superare, che è il Crotone, con altri problemi di formazione. Sì, allora, pur cambiando gli interpreti in un momento di massima emergenza, il Catania conferma una solidità che è un po' il marchio di fabbrica di questa stagione. Il dato relativo ai 12 clean sheets su 16 gare la dice lunga su questa prerogativa su cui Toscano lavora incessantemente sin dal ritiro di Norcia. Non era una partita semplice, il Picerno era reduce dalla vittoria di Monopoli, una squadra che gioca al calcio, allenata da un tecnico come Valerio Bertotto, che sicuramente è un giochista, però il Catania ha avuto la bravura di indirizzare subito il match con la segnatura di Francesco Forte, ed è la situazione ideale su cui il Catania ha costruito tutti i successi in questa stagione. Ricordiamoci che il Catania, quando è passato in vantaggio, tranne a Caserta, ha sempre ottimizzato poi il risultato finale. È una squadra che difende con tutti gli effettivi, che attacca con tanti uomini, lo dimostra poi lo sviluppo della partita, in cui è andato il Catania più vicino al raddoppio che il Picerno al pareggio complessivamente. Quello che manca è appunto il colpo del KO. In tante situazioni la squadra rossazzurra ha avuto l'occasione di chiudere i conti, ma non c'è riuscita, probabilmente perché in chiave offensiva, senza Cicerelli, con Lunetta che non va a segno da diverse partite, e con Caturano che ancora non è riuscito ad andare in gol, il peso dell'attacco ricade quasi esclusivamente su Francesco Forte. Ci vorrà un incremento di performance nel reparto d'attacco per far sì che anche quando esce Forte o Caturano o Rolfini possano capitalizzare i frutti del lavoro che si sono visti anche a Picerno, perché la squadra non ha mai rinunziato all'idea di attaccare, mentre abbiamo visto nella prima parte della stagione un Catania che in un certo momento della partita magari ha arretrato il baricentro cercando di difendere a oltranza il risultato, per esempio a Cava, mi ricordo la partita di Cava dei Tirreni. Adesso la squadra invece ha consapevolezza e riesce a esprimersi sull'arco di tutta la partita anche in chiave offensiva con una certa pericolosità. Probabilmente insomma, serve anche un po' di cattiveria in più, un po' di essere cinici per chiudere la partita in maniera definitiva. Angelo, in quel caso la cattiveria te la dà la performance dell'attaccante, perché è ovvio che in partite dove giochi su campi ai limiti del regolamento, con avversari che magari sono fisicamente ben messi, sì, ci può essere diciamo, l'inserimento, l'incursione della mezzala o dell'esterno, però è il lavoro della squadra che deve essere finalizzato all'attaccante. Quindi Forte sta facendo sicuramente un ottimo campionato,
torno a ripetere, manca Caturano, manca Rolfini e speriamo che Lunetta torni al gol, perché è da qualche settimana che non riesce e forse sta cominciando, tra virgolette, a sentirne il peso. Allora, adesso sentiamo Andrea Allegretto al termine della partita e poi faremo anche una considerazione con una grafica sul top del match. Vediamo. Ai ragazzi che ad oggi non potevano essere con noi a causa di infortuni, è un gruppo fantastico che diciamo andiamo oltre l'ostacolo e ci adattiamo, perché non solo io mi adatto al ruolo come sto facendo, ma anche altre persone si stanno adattando, ed è questo ti porta ad avere risultati e ad andare insieme verso un unico obiettivo. Oggi è andata bene, fisicamente stavo bene e questo è grazie anche al lavoro quotidiano che facciamo, ma non solo io, anche ragazzi che hanno giocato di meno come ora Stoppa o D'Ausilio, a molti altri, che comunque ogni giorno in allenamento diamo il massimo proprio per queste situazioni qui, perché ci dobbiamo tenere pronti, essere pronti per eventuali chiamate del mister. E allora, queste sono le parole di Allegretto, che si è fatto trovare pronto, una squadra che cambia gli interpreti in difesa, però continua a restare solida, mantiene la propria, diciamo, solidità difensiva, la migliore difesa di tutto il girone. Grazie anche al gran lavoro dei centrocampisti, in primis Di Tacchio, che ha veramente recuperato una quantità impressionante di palloni in mezzo al campo. Quando hai la protezione così efficace dei due mediani, ovviamente anche il pacchetto dei difensori lavora con maggiore serenità, sapendo che comunque alle loro spalle c'è un portiere come Dini, che credo che sia sicuramente tra i migliori portieri di tutta la Serie C. Allora, vediamo anche quelle che sono state poi le prestazioni dei singoli. Sì. Ci soffermiamo su chi? Su Caleb Jimenez, perché è stato chiamato alla causa nel momento in cui si è infortunato Cicerelli. Ricordiamoci, è stato il cambio di Cicerelli contro il Latina, è stato il titolare della partita di Picerno. È un ragazzo che ha un talento cristallino, ma che ancora, secondo me, ha dei margini di miglioramento importanti in zona realizzativa. Ha un mancino assolutamente educato, è stato utilissimo in occasione del gol di Forte, perché il calcio d'angolo nasce appunto da una sua traiettoria, calcio d'angolo che poi ha portato al gol Forte. L'anno scorso, soprattutto in trasferta, è andato in gol con maggiore continuità rispetto a quest'anno. Adesso lo aspettiamo al gol al Massimino, perché la statistica dice che da quando milita in rosso-azzurro Jimenez non ha mai segnato al Massimino, quindi magari è arrivato il momento e venerdì riusciremo a sfatare questo dato statistico. L'altra curiosità che ci propone il nostro contributo grafico è appunto la precocità di Jimenez come calciatore, visto che a 18 anni con la maglia del Seregno ha messo a referto 25 presenze e 2 gol nella stagione conclusasi con la promozione del Seregno dalla Serie D alla Serie C. Bene, grazie Alessandro. Prima di chiudere però questo spazio dedichiamo al Catania in anteprima, una considerazione su l'ultimo infortunato e l'assenza poi di Di Tacchio per squalifica. Allora, Donnarumma, insomma, ci sono poche chance che possa essere della causa venerdì, quindi ci sarà la necessità di fare, insomma, una mini rivoluzione all'interno dell'11 che Toscano dovrà opporre al Crotone, che, ricordiamolo, dispone di uno dei reparti di attacco più forti di tutto il girone. Parliamo di Gomez, parliamo di Murano, ma parliamo anche dei due esterni velocissimi che sono Zurno e Maggio, quindi coperta molto corta per Mimmo Toscano. Vedremo con quale atteggiamento tattico intenderà affrontare il Crotone. Magari stasera approfondiremo quelle che possono essere le opzioni. L'altro dato che comunque ti posso riferire riguarda Raimo, che è in anticipo sulla tabella di marcia,
viaggia verso la convocazione per venerdì sera e potrebbe anche avere una disponibilità di minutaggio di una ventina di minuti, mezz'ora, ma chiaramente è impensabile vederlo nell'11 di partenza. Allora, grazie Alessandro, noi ci troviamo stasera 20:45 con Corner, versione diciamo estesa, tutta dedicata al Catania. Fra poco parleremo di Palermo, facciamo una pausa. Allora, eccoci di nuovo in studio, come detto adesso parliamo di Palermo. Per parlare di Palermo ci colleghiamo con il nostro Marco Gullà, per l'appunto a Palermo. Marco, insomma, la squadra, l'11 di Inzaghi, all'improvviso sembra essere ritornata, si è desta dopo essere stata in letargo e ha dato 5 schiaffoni alla Carrarese. Adesso la domanda che ti faccio io è, ma è il Palermo troppo forte per cui insomma questo risultato è così eclatante? E la Carrarese è una squadra, diciamo, che non naviga in questo momento in una situazione ottimale, per cui c'è questo divario, oppure effettivamente il Palermo ha superato quella fase, diciamo, critica che abbiamo seguito nelle ultime settimane? Dove sta la verità? Forse sta a metà? Forse lo scopriremo soltanto vivendo, Angelo, insomma, permettimi questa citazione. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te. Lo scopriremo magari a partire dalla gara che il Palermo giocherà domenica ad Empoli contro appunto il suo ex allenatore Dionisi, perché ovvio sì che la prestazione contro la Carrarese è stata una prestazione convincente, bella, 5 gol, la tripletta in palo, ma è anche vero che comunque di fronte avevi una squadra non proprio insomma una corazzata, soprattutto bisognerà capire anche contro il Pescara il Palermo aveva vinto per 5-0, poi quella vittoria si rivelò un po' pinocchiesca, insomma, sulle potenzialità di questo Palermo. Dovremo sicuramente, se nelle prossime partite i rosanero riceveranno questo dono della continuità, perché è ovvio che se in un campionato come quello di Serie B non hai continuità non hai dove andare, e quindi servono 3, 4, 5 risultati utili consecutivi per mandare un segnale forte al campionato. È pur vero, adesso magari la classifica la vedremo, che comunque al di là del fatto che il Monza sembra comunque sempre la squadra da battere nonostante il pareggio, comunque Modena, Venezia non è che siano distantissime dal Palermo, quindi sei lì, te la puoi ancora giocare, però devi ranellare una serie di risultati utili consecutivi, e fino a quando non lo farai rimarrai sempre lì, sarai sempre impantanato in questa fascia di classifica. E invece probabilmente da qui fino alla fine del 2025, quando mancano esattamente 5 partite se non sbaglio, dovrà soprattutto capire, anzi 4 partite, dovrà soprattutto capire cosa vuole fare da grande, se vuole nel 2026 puntare alla promozione diretta o iniziare a proiettarsi verso i playoff. Quindi io credo che le prossime gare, ovvero che chiuderanno questo girone d'andata, sono quelle decisive per questo Palermo. E a proposito di alcuni giocatori chiave, adesso ti vorrei sottolineare e porre la tua attenzione, perché il ritorno al gol di Poyampalo per il Palermo è importantissimo, perché c'è stato un momento in cui il giocatore ha accusato probabilmente un po' di appannamento, un po' di fatica, adesso ha riscoperto forse il gol, 3 gol, 3 reti in una partita per un attaccante sono praticamente un'iniezione di fiducia importantissima. Angelo Poyampalo è un killer instinct per la Serie B, è capocannoniere, è un giocatore che se lo metti davanti alla porta al 95% è gol. Il problema non è Poyampalo, non è mai stato Poyampalo, il problema è che il Palermo non ha giocatori che in un certo momento della gara riescono a fornire un pallone decente a questo ragazzo, a questo giocatore, perché quando Poyampalo a palla
davanti al portiere segna, lo ha fatto contro Lentella, una sola palla, anzi 2 palle e ha fatto un gol. Contro invece la Carrarese ogni occasione era un gol, quindi sicuramente il fiuto della rete ce l'ha sempre, poi Ampalo non gli manca. Il problema è un altro, che Palermo in determinati momenti della gara, ma anche del campionato, ha dei giocatori che vanno in apnea, non ha un giocatore che costruisce bene, seppur sia arrivato questo 5-0, comunque non è che abbia visto questo grandissimo gioco da parte della squadra rosanera. Tu mi dirai sì, ma in Serie B chi lo fa? È vero, in Serie B non c'è questo champagne, però quantomeno le corazzate, così come il Monza, hanno dei giocatori a centrocampo che il Venezia, ad esempio Busio, hanno giocatori che a centrocampo sono padroni proprio della manovra, sono padroni della squadra. Al Palermo manca un tipo di giocatore del genere, chissà se magari a gennaio arriverà. Ne già i segnali che il Citigroup ha mandato sono quelli di un mercato un po' sereno rispetto a quello dell'anno scorso, quando arrivò proprio poi Amparo. Manca un giocatore che possa davvero essere il leader della squadra. E poi, se mi permetti, altri 20 secondi, c'è un caso Brunori. Inzaghi ha smentito, non è così, perché ovviamente poi è ovvio che il tecnico deve dire la sua in conferenza stampa. Brunori non ha giocato contro l'Entella, ha giocato soltanto 7 minuti in casa contro la Carrarese. C'è un caso, Brunori non rientra probabilmente più nei piani del tecnico, anche perché la posizione che ricopre, la nuova posizione, non esalta le sue qualità. Brunori è un bomber, Brunori è il poi Ampalo della situazione, ma con il finlandese ovviamente deve accontentarsi di altri ruoli e negli altri ruoli non emerge. Allora, prima di chiudere, c'è questa partita con l'Empoli che potrebbe rappresentare veramente per il Palermo una prova di maturità, secondo te? Assolutamente sì, credo che sia la partita giusta davvero per capire quali ambizioni ha questa squadra, perché se fosse arrivata una gara in casa, magari con una squadra stile Carrarese, poteva anche arrivare una vittoria e un po' insabbiare le lacune anche psicologiche, tra virgolette, che ha questa squadra, nel senso questa squadra non vuole fare il salto, non ha fatto il salto di qualità. E allora la partita contro un Empoli che è in grande crescita, e tra l'altro ha vinto anche 5-0 l'ultima gara contro il Bari in casa, è sicuramente il test idoneo per capire davvero cosa vuole fare da grande il Palermo. È difficile, è una partita molto molto difficile, anche perché Dionisi vorrà prendersi la rivincita verso la sua ex società, verso la sua ex squadra. Però se il Palermo è davvero forte, così come era stato etichettato a inizio campionato, deve fare il risultato pieno. Grazie Marco, ci racconterai allora l'avvicinamento a questa sfida, a questo big match in settimana con i tuoi servizi nei telegiornali. Grazie ancora e Grazie a voi. E buon lavoro. Ci fermiamo, altra sosta, poi torneremo a parlare di Serie C, andremo a Trapani e a Siracusa con Franco Camarasana e Marco Petrolito. Siamo nell'ultimo segmento di Anteprima Corner, come anticipato adesso andiamo a Trapani e anche a Siracusa, due squadre che nell'ultimo turno non hanno proprio brillato, nel senso che il Trapani si è fatto imporre il pari in casa, il Siracuseme è tornato ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. Comincio con Franco Camarasana da Trapani perché c'erano tanti assenti nella squadra di Aronica, ma soprattutto mi pare di capire che in questo momento, non dico che ci sia smobilitazione a Trapani, però un po' di idee confuse sicuramente ci sono, perché bisogna capire anche cosa sta facendo il presidente Antonini. Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio Angelo. Sì, ieri una partita, un risultato intanto giusto a mio avviso, a Trapani è andata bene perché poteva andare peggio. Un risultato di parità 1-1 che frena un pochino la marcia del Trapani, ma può essere considerato un risultato positivo. Come dicevi tu giustamente, ieri il Trapani si è presentato di fronte ai suoi tifosi, di fronte a una squadra molto esperta soprattutto a centrocampo. Il Monopoli con 7 assenti, quasi tutti per infortunio, comunque acciaccati. Parlo di gente come Di Noia, Nicoli, Chiron, Stramaccioni, poi era squalificato anche Celeghin, alcuni erano in panchina, ma diciamo reduci da
da infortuni o comunque da acciacchi vari, e comunque malgrado ciò il Trapani aveva iniziato in maniera vorrei dire egregia la partita. Tra l'altro dopo appena 12 minuti era passato in vantaggio col solito gol di Schnaller, che si conferma grande gol, pur non essendo una punta pura, però è un giocatore essenziale per il Trapani, perché collabora molto col centrocampo, e poi con un suo fiuto del gol al momento in cui un pallone arriva in aria è quello che arriva prima di tutti, e anche ieri ha messo la zampata vincente ed è stato il suo 9º gol in campionato, oltre a quelli segnati in Coppa Italia. Tra l'altro è il capocannoniere del girone C della Serie C, a conferma delle sue qualità, cosa che ha dimostrato però sia in Serie C sia in Serie B durante la sua carriera. Il problema è poi nel secondo tempo. Il Trapani è entrato ancora concentrato in campo, però dopo appena 10 minuti un infortunio a Fishnall, e questo cambio con un difensore con Salines, scusate, ha praticamente stravolto quelli che erano gli equilibri in campo della squadra. Ha accusato il colpo il Trapani, ha subito l'iniziativa del Monopoli, soprattutto a centrocampo, dove ieri Aronica ha schierato 3 giovani, mi riferisco a Ciuferri, a Podrini, a Marcolini, oltre a fare esordire per la prima volta un difensore centrale, il moldavo Motok, un ragazzo giovane alla prima esperienza tra i professionisti. Franco, ti chiedo scusa, abbiamo 1 minuto e mezzo prima di dover andare poi a Siracusa. Cosa mi dici del presidente in 90 secondi? Cosa mi dici di Antonini? Esatto, per completare il discorso sulla partita, poi ha subito il gol su rigore, ha tentato alla fine di ribaltare il risultato, non ci è riuscito. Per quanto riguarda invece il presidente Antonini, nel corso della partita è venuto fuori un posto in cui si dichiarava deluso della tifoseria, eccetera, perché ieri al provinciale di Paganti c'erano appena 750, oltre ai 1600 abbonati, 750 con una settantina di tifosi del Monopoli. E in curva è spuntato un striscione dove c'era scritto "noi ci credevamo e tu", è lo slogan in contrapposizione allo slogan che ha messo su Antonini, ha pubblicizzato Antonini da quando è arrivato a Trapani, nel senso che è riuscito a crederci in un progetto che ha portato sia la squadra di calcio tra i professionisti e quella di basket in Serie A1. Stamattina, anzi qualche ora fa, è uscito fuori la società con un comunicato in cui si è rivolto soprattutto ai tifosi del calcio, in cui la società ha riaffermato il suo sostegno alla squadra, che già è pronta per pagare in tempo sia all'erario che all'INPS gli oneri in scadenza il 16 dicembre, di aver presentato venerdì scorso il ricorso al TAR per quanto riguarda la penalizzazione degli 8 punti, e che si è in attesa ovviamente di sapere un responso circa il secondo deferimento. Questo molto probabilmente si saprà in settimana questo, mentre per quanto riguarda il ricorso al TAR quasi sicuramente se ne parlerà nel mese di gennaio. A gennaio sapremo un pochino cosa realmente la società è intenzionata a fare, anche perché come ben sai il 2 di gennaio riaprono le liste di trasferimento, quindi vediamo un pochino questo programma di ringiovanimento della squadra a cosa apporterà come modifiche a quello che è l'organico attuale. Grazie Franco, ci dobbiamo assolutamente fermare. Grazie, buon pomeriggio, ci ritroviamo con Anteprima Corner la prossima settimana. Vado adesso a Siracusa, dove si è fermato, diciamo, il cammino della squadra di Turati. Una brutta sconfitta, 3-1 contro l'Atalanta Under 21. Under 23, chiedo scusa.
Sì, Angelo, buon pomeriggio. Una gara a due facce, quella di ieri del Siracusa, che era iniziata bene ma è finita nel peggiore dei modi. Siracusa che è tornato a mostrare le sue debolezze dopo un primo tempo quasi perfetto nel quale la squadra di Turati era riuscita, proprio come il Trapani nello stesso istante, a passare in vantaggio al 12° minuto con Molina. Poi ecco, è arrivato il ritorno dei bergamaschi che nella ripresa hanno ribaltato il risultato, mettendo a nudo, soprattutto in contropiede, le difficoltà che gli aretusei avevano più volte palesato nei mesi scorsi. Eppure gli azzurri, ecco, erano a conoscenza della rapidità dell'Atalanta Under 23, della pericolosità dei suoi attaccanti, che l'hanno punita proprio nel modo in cui la squadra siciliana avrebbe invece dovuto quantomeno provare a fare molta più attenzione. Anche il pareggio, tra l'altro, alla luce di quanto si era visto nei primi 45 minuti, non sarebbe stato un risultato da buttare via. Poi è arrivata la sostituzione di Limonelli, che sicuramente ha avuto un impatto negativo sulla manovra, assenza che si è aggiunta a quelle di Zanini e di Valente, che hanno pesato non poco, e adesso ecco, ci si trova in una situazione analoga a quella delle settimane scorse, prima che arrivassero i 3 risultati utili consecutivi, perché se da un lato il Siracusa è tornato ultimo rimanendo a quota 13, c'è da dire anche che è stato superato dal Foggia, che ha battuto il Cosenza 2-1, e che sabato sarà proprio il Foggia la prossima avversaria dei Leoni, in una sfida che diventa delicatissima, con una classifica che rimane molto corta e con una zona di salvezza che è lì a soli 3 punti, nonostante l'11ª sconfitta stagionale per il Siracusa, che comunque è un dato pesante sia nella prestazione che nel risultato. Ecco, il Siracusa ultimamente aveva fatto vedere sicuramente delle cose migliori, Angelo. Sì, il fatto che sia l'11ª sconfitta stagionale, quella di ieri, pesa parecchio evidentemente sulla classifica, e poi anche credo sull'aspetto psicologico della squadra, perché avere sul groppone questi 11 stop evidentemente segna gli uomini di Turati. Prima di salutarci, Marco, io torno sempre sul mercato, perché questa è una squadra che mostra delle lacune soprattutto a livello di esperienza, e allora io immagino che necessariamente il presidente dovrà fare qualcosa di concerto con Turati, con il direttore sportivo, qualcosa per dare 2 o 3 elementi di categoria al gruppo, in modo da magari gestire meglio determinati momenti. Sì, è fuori di dubbio che ci sarà un intervento sul mercato invernale da parte della società. Intanto, a partire dall'allenatore, ecco, bisogna tenere presente il fatto che già dal post partita di ieri non ci sono state novità sulla posizione del tecnico Marco Turati, che qualcuno aveva messo in dubbio dopo l'11ª sconfitta, quindi salvo ribaltoni o comunque sorprese al momento improbabili, resterà in panchina anche in vista della gara di sabato, che a questo punto, come detto, diventa fondamentale, di vitale importanza, la cui posta in palio è davvero altissima, perché si affronterà il Foggia. Per quanto riguarda invece gli innesti da ecco, mettere a punto per quanto riguarda il mercato dicembrino, comunque di gennaio, ci vorrà almeno un altro difensore centrale, un centrocampista, perché ieri appunto l'assenza di Monelli, che non potrà giocare tutte le partite, così come più volte era stato già detto, è pesata non poco, e anche di una... Non sentiamo più in questo momento Marco Petrolito da Siracusa, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento in breve tempo, in caso contrario ci fermiamo qui. Ci stava raccontando di quelle che sono le operazioni di mercato, le probabili ipotesi su cui si può lavorare in vista del mercato di gennaio. Mi pare che per il momento non siamo nelle condizioni di sentire ancora Siracusa, allora ci fermiamo qui con Anteprima Corner e poi ci ritroviamo stasera come sempre 20:45 per Corner nella versione estesa. Ci dedicheremo alla Catania, parleremo sì della partita di Picerno, ma ci proietteremo di fatto già venerdì, quando alla Massimino arriverà il Crotone. Analizzeremo la situazione degli infortunati, delle squalifiche, insomma faremo il punto sul Catania. Ci fermiamo, grazie per essere qui, torna lunedì prossimo Anteprima Corner.